La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scese alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti si accorsero con uno sguardo che non si trattava di un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di Rosa nell'uno e nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare la propria moglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle gagliette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comare di un paesino non brillano certo l'iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'infettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza bei figli, senza più moglie, si prese la briga di certo di gusto di dare a tutti il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa c'ha troppi clienti, più di un consorzio a diventare. Ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi, ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è una dote di cui si accolgono i carabinieri, ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. Al salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera. Ma una notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'alto scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per 2 ore. Perciò il parroco che non disprezza, proprio sereno un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, l'amore accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.